Ma puoi non riprendermi. È la roba più bella. Quando fai le facce per metterla. Da carva. Guarda, un dente di leone, deve essere l'ultimo della stagione. Un dente di leone! Deve essere l'ultimo della stagione! Come si fa? Ma non è possibile. Come avete visto nel titolo, stiamo per finire di wrappare la KTM 6 Days del buon Crive. Questo video, come avete letto nel titolo, è come non wrapparla, perché io, come al solito, non farò niente e ci sarà, come al solito, il buon Checco che farà qualche magia con le pellicole che ci ha dato. E quindi... No, ragazzi, sul serio, non siamo professionali in questa tipologia di lavorazione, quindi non dateci consigli perché non ci interessano, perché una volta fatta questa non vogliamo più attaccare grafiche da nessuna parte. Forse. Col cazzo. E fine, quindi voi guardate e spero vi piaccia il video, e se non vi piace, a posto. Che fatelo. Mettete like e non lasciate commenti, per favore. Oppure lasciate dei commenti positivi. Bene, quindi adesso faccio un po' di b-roll, tanto per far vedere che stiamo facendo una roba professional. A proposito del BB-roll, dopo Tiger Roll? Sì, Tiger Roll dopo. Dopo si va al sushi. Andiamo subito ai b-roll. Che cos'hai da dire a tua discolpa? Va bene un cazzo, io non so chi abbia fatto i file per mettere ste robe, ma... tutto Beh, è in stile, diciamo, gaming. in stile non guardarmi e non leggermi. Glitchato, è glitchato. Sì. È l'unica KTM con il logo glitchato. Poi non riprendermi in questo momento, che è è un momento difficile della mia vita. Non ti sto riprendendo. Ok. Scrive! Bette, mi fai video? Hai il maiale? Consigli per i nostri amici da casa: non comprate le grafiche, tenete la moto tutta di un colore. Comprate una moto di me? Io non so se il problema sia la moto, le plastiche, le grafiche o non so, il meteo, però non... O chi le sta mettendo? o chi le sta mettendo, beh, quello sicuro. Però c'è un problema, nel senso che ogni pezzo non finisce dove dovrebbe finire. E sono più lunghi, più larghi, hanno delle curve diverse. Quindi, Tipo prova a indicare, che così lo facciamo capire ai nostri telespettatori. tipo, per esempio, io qua sono partito da qua perché non potevo partire più indietro, perché sennò non mi si trovava un cazzo. Tipo, per esempio, qua adesso, come potete vedere, cioè la moto fa una curva qua e questo invece va via dritto. Però vabbè, la scappa via bianco su bianco. Ma qua arrivavo abbastanza lungo, ma non con tutto. La scritta l'ho centrata su 4 pezzi, Ok. e centrando la scritta un pezzo era più lungo, uno un po' più corto, uno un po' più lungo. Quindi non è, cioè, secondo loro probabilmente dovevi attaccare la scritta
sfalsata, però viene fuori una merda. Quindi le parolacce si possono dire. Sì. Viene fuori una fece. Allora, devo dire, vi dirò. Ti devo dire. Devo dire. Vi devo dire. Guarda, ti devo dire, vi devo dire. Le grafiche che attaccano KTM, ve lo dico per esperienza, ma non su queste moto, anche sui Duke o su quello che è, fanno cagare di serie, cioè neanche loro sono capaci a metterle. Quindi qua è da ridere, ragazzi. Qua è proprio da ridere. Perché questa qui ha un problema. No, è arrivato sul momento, sono gasatissimo, sono carico. Oh, fammi vedere qua com'è. È la prima foto così. La scritta è più o meno tutta centrata, però qua ho tagliato io sotto. Sei uno spettacolo, cazzo. Beh, non si vede neanche. Non si Esatto. nota. Sì, spero di non aver inciso sotto perché è talmente grossa che... Cioè una pellicola normale, Vedi. quando vai a tagliare tu non tagli la... No, dopo dimmi se devo toglierti la ruota per mettere su... Tagliarti. Adesso vediamo. Quando tagli una pellicola normale col cutter e sei sulla carrozzeria, magari o di una macchina, di una moto, quello che è, tu incidi, ma non è che la tagli fuori per fuori, incidi e basta e poi la strappi, tra virgolette. Su queste qua che sono grosse 8 metri, quando tu vai a tagliarla, cioè devi... Di solcare. Se sbagliano, cosa possono fare? Non comprate questa moto. Di base, cioè, come potete vedere anche adesso, allora questa moto ha dei problemi, nel senso che non sta attaccata. Non comprate un KTM. Cioè, vi stavo per dire, potete semplicemente tirare, rialzarle, ma se tirate viene via il fanale. No, dai. Si danno la possibilità di attaccare, staccare un po' di volte, per quello, non è... Ok. E Cercate di lavare e sgrassare bene il supporto dove andrete ad applicare la vostra pellicola. con cosa? Io ho questo sgrassatore molto sgrassante. E se no... Tipo Chantecler? No. Lavatela. Ma poi dipende anche cosa devi lavare, perché se attacchi sulle plastiche così non andate col diluente, se no vi trovate la moto un po'... Perché tu non stai andando ad utilizzare, che ne so, un phon riscaldante? Non lo so, perché sul tutorial non lo usavano. Ah, ecco. Beh, buono. Che cazzo me l'hai fatto tirare No, fuori? è un video molto bello, ve lo consiglio, mettili il link. No! Non va! È stretto, il fanale è più largo! La stringilo. Il fanale? Niente, scrive e fa cagare. Non metterla. Fine. Bene. No, allora, se voi Basta non metterle. No, l'unica... Ok. Se voi cercate le finiture, vi piacciono le cose precise e tutto, cioè qua non c'è. Nel senso, io non so, ripeto, non so se il problema siano le plastiche che state comprate, non so se il problema siano le grafiche che state comprate, ma probabilmente qualcosa è andato storto nel fare i file di ste grafiche o di ste plastiche, non lo so. Quindi non avrete una finitura proprio... Però contando che sono solitamente sono robe per moto da cross o comunque motard, come in questo caso, la gente non cerca la finitura ma le bolle, porca troia, non cerca le finiture ma sono grafiche per correre e non gli interessa proprio tanto che siano perfette. La bellezza. Ah, ricordatevi di lavarvi sempre bene le mani perché se toccate sotto dopo si inciciotta tutta la colla. E quel coso che hai in mano, cosa serve? Bah, è un motorino di pettine. allenamento. È un pettine. Io o lui? È un pettine per pelati. Contro ogni progetto. No, scrive! Contro ogni. Pronostica. Allora, sono riuscito a fare questa curva senza tagliare. Per l'unica cosa è che hanno. Non so se. Ma sei un cazzo di mago? Sì, il problema è che minchia ci hanno comprato un fanale che ha una forma diversa. Nel senso, io potrei anche fare. No, non ho voglia. Fagli un bordino, lo stai facendo bene. Dai, non posso ogni volta tagliare. Questo video sarà beep, beep, beep. Quindi adesso noi andremo a incidere la plastica sotto, sicuramente, con questo taglierino. Non mi guardare finché faccio queste No, cose. non guardo. Ma non te, non mi guardare con quei 3 occhi. Non guardo. Rompete sempre le lame prima di tagliarvi le orecchie.
Avete visto cosa è successo a Van Gogh? Sometimes I just turn the lights off in my room and cry. I'm sorry, Van Gogh, could you speak up? Ovviamente bipperò perché non posso fare diffamazione, Infatti. non vorrei querele. Scarico nuovo, comprato nuovo. Tutti questi punti evidenziati sono tutti i punti dove la marmitta perde Cosa perde? Perde? gas di scarico, quindi è tutta crepata. Nuova, comprata nuova. Per la bellezza di un costo di? 416 euro. Evviva. Allora ragazzi, questa è la grafica laterale. L'altra. Questa è la grafica laterale. Penso vada qui. Ma proprio Ok. lì. Andremo ad applicarla su questa KTM. Che moto è qui? XC300 6 day. 4 tempi, 5 Due tempi. 5 tempi. Ma nel perché 6 2012. giorni? Perché il settimo... No, perché va solo 6 giorni, dopo si ferma. No, Ah, no, bella sulle questa. grafiche che sono 6 giorni. Cioè ci sono 6 giorni per metterle. Bene, allora il 6 consiglio che days posso darvi è infiorlati. cercare di inquadrarle prima. Per capire dove stanno i difetti, perché ce ne saranno di sicuro. Quindi guardate bene, cercate di appoggiarla. Devi smontare questo. Devo? Smontare questo. Che problema c'è, scusi? Che cos'è? È cosa? È Bowser! Sì! È Bowser! No, ricordatevi di sgassare bene anche qui in mezzo, dove magari dopo la pellicola andrà a girare. Giriamo. Quello capita. Quello capita. Andiamo a rubare. Andate a rubare? E dove andate a rubare? Giro. Giriamo. Cosa vediamo? Capita. Vai. Perché hai sti colpi di tosse? Apposta perché devo fare il Sindrome di sincro. Tourette. Allora, io tengo l'eyeliner sempre un po' attaccato in modo che qui non si appiccichi, perché se tu te lo togli tutto vai e la colla attacca un sacco, quindi me la inquadro, sfilo un po' l'eyeliner sotto, la inchiodo all'inizio e dopo pian piano vado avanti e ho la possibilità di gestirla un po' in altezza qua così. Poi dipende, raga, io non sono capace, ve lo ripeterò per tutto il video. Però è un ottimo metodo perché così almeno solo le parti che vuoi attaccare si attaccano e le altre invece che puoi anche slidare lungo la carrozzeria, lungo le carene, Sì, dai, lascialo fare. Un po', le puoi... Ah no, una cosa, io ho sempre attaccato gli adesivi con la spatola e queste mi trovo meglio con le dita, non so se ci sia un vero motivo sotto. Però con la spatola, essendoci tante curve, fai Fatica. presto a fare bolle, madonne, quindi... quindi niente, andiamo avanti così. Bene, come avete visto, finalmente abbiamo finito di applicare tutte le grafiche di L'applicazione della lavorazione, della graficazione, della documentazione. documentazione. Guardi, ho smarrito il documento in entità, allora è smarrizione di documentazione e dobbiamo fare la denunciazione. Il mio consiglio è comprate 2 moto con 2 kit di grafiche, la prima la usate come prova e la seconda la fate fatta bene. Questo è un ottimo consiglio. Esatto. Quindi scrivete qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto.
se le grafiche ci possono stare, sono quelle ovviamente originali per questa moto 6 Days. Da Beto97 è tutto, io vi ricordo di iscrivervi dato che è gratuito, dovete farlo per forza. Lasciate anche un mi piace al video e noi ci rivediamo come al solito il venerdì dalle 18 alle 18:30 circa per il prossimo video. Salute! E fateci sapere nei commenti cosa pensate del nuovo scarico di Crive, che è uno scarico molto particolare. È trasparente. È molto leggero. Bru.